E poi abbiamo in questa conferenza che abbiamo realizzato insieme scusate, in ambito regionale, con il patrocinio del Consiglio regionale, che abbiamo realizzato come associazione Istoria e come associazione Norberto Bobbio di Pordenone, un'associazione Norberto Bobbio che ha visto nel senatore Lodovico Sonego la Magna Pars, che ha coinvolto, lo vedremo, tutta una serie di partner per riuscire a trattare questo tema a livello regionale. Bene, vedremo fra poco proprio l'intervento del senatore Sonego e poi gli interventi dei vari discussant coinvolti. Il seminario delle associazioni Istoria e Norberto Bobbio ha lo scopo di promuovere e di ospitare una riflessione con l'aiuto degli stakeholder, i più importanti del Friuli Venezia Giulia, sul ruolo internazionale che il Friuli Venezia Giulia può e deve avere nel contesto internazionale. Quando parlo di Friuli Venezia Giulia mi riferisco al Friuli Venezia Giulia istituzione, ma anche al Friuli Venezia Giulia comunità delle imprese e dei cittadini. Perché un ruolo internazionale? La collocazione geografica del Friuli Venezia Giulia di per sé deve spingere il Friuli Venezia Giulia istituzione e il Friuli Venezia Giulia comunità a svolgere questa funzione. È una terra di confine e senza la capacità di proiettarsi oltre il confine di Stato, anzi i confini di Stato, il Friuli Venezia Giulia non riesce a produrre quello sforzo, quell'impegno interno e anche internazionale che gli è dovuto. Dico che il seminario ha un ruolo importante perché sulla base di una proposta delle due associazioni desidera stimolare una riflessione, come già anticipavo, tra i più importanti stakeholder qui oggi riuniti. La proposta in che cosa consiste? Consiste nel fare in modo che ci siano gli strumenti e anche i programmi e anche le politiche per dare seguito e sviluppare ancora di più una politica di proiezione internazionale che il Friuli Venezia Giulia tanti anni fa ha avuto. Purtroppo questa politica in tempi più recenti è venuta un po' meno, è meno forte, è meno efficace. Si tratta di riprenderla, di rilanciarla con impegno. Quali sono quelle esperienze del passato che sono state utili e che hanno dato anche lustro al Friuli Venezia Giulia istituzione e comunità? Mi riferisco in particolare a due di quelle esperienze. Quella della comunità di lavoro Alpe Adria, che nasce negli anni 70 sulla base di una felice intuizione del centro-sinistra di allora e che vide lavorare insieme per un lungo periodo, prima della caduta del muro, le regioni a cavallo del confine della guerra fredda. E poi la grandissima e importante esperienza, anch'essa frutto di una visione lungimirante, che ha fatto nascere prima la quadrangolare, poi la pentagonale e infine l'iniziativa centroeuropea, mettendo insieme subito dopo la caduta del muro di Berlino i paesi che stanno
a cavallo di quella che era una volta la cortina di ferro. Oggi l'iniziativa internazionale di cui parlo, l'INCE, raggruppa 18 paesi, in gran parte comunitari ma in larga misura anche extracomunitari, e costituisce un forum di lavoro e di integrazione del continente europeo molto importante. Ma questo è il contesto storico, il contesto generale nel quale si colloca la proposta odierna. La proposta odierna è quella di rinforzare il ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia, con l'intento di mettere a disposizione dell'Italia e dell'Europa questa funzione transfrontaliera di questa nostra terra di confine, sviluppando una collaborazione rinforzata, in primo luogo tra il Friuli Venezia Giulia, la Carinzia, la Slovenia e la Croazia, senza voler porre limiti a successivi allargamenti, ma intanto iniziando da lì. Si tratta di sedimentare, di formalizzare, di istituzionalizzare questa forma di collaborazione, in modo tale che le istituzioni di governo e parlamentari di questi territori possano collaborare in maniera stabile per costruire politiche di integrazione e di collaborazione stabili, appunto, a cavallo delle frontiere. Cioè può nascere una organizzazione istituzionalizzata di collaborazione stabile per risolvere molti problemi, questioni che afferiscono al mercato del lavoro, la sanità, l'uso dei fondi comunitari, lo sviluppo economico, trasporti, collegamenti. La proposta riguarda non solo una collaborazione tra le istituzioni, ma riguarda anche una prospettiva di istituzionalizzazione allo scopo della collaborazione permanente anche fra le istituzioni scientifiche ed accademiche e anche fra i grandi portatori di interesse sociale, tipicamente la parte datoriale e la parte delle rappresentanze dei lavoratori. C'è un esempio in Europa al quale poterci riferire, un esempio importante e molto produttivo è la cosiddetta Greater Region, la grande regione a cavallo del Reno, e che vede collaborare in maniera stabile una porzione, quella nord-orientale della Francia, un pezzo di Belgio, il Lussemburgo, un pezzo di Renania, per gestire problemi comuni che stanno a cavallo della frontiera. Il riferimento è quello, si tratta di prendere spunto da quella esperienza molto positiva e si tratta di andare anche oltre. Il Friuli Venezia Giulia può essere di grande utilità non solo a se stesso, non solo ai vicini di casa, può essere fortemente utile, può rendere un vero e proprio servizio all'Italia e all'Europa. Dopo la relazione del senatore Sonego, che è stato magna pars nel coinvolgere tutti i discussant che vedrete in questa iniziativa tra Istoria e la Bobbio, vedremo adesso i vari discussant. Condividiamo subito lo schermo.